La seconda prova dall'Arcoveggio è il premio Nikeros BF. Sono in pista soggetti di 5 e 6 anni, non vincitori di 15.000 euro nella carriera. Sono in 9 dietro le ali dell'Autostart. La favorita è il numero 2 di Banff Mountain con Massimiliano Castaldo in sediolo. Autostart che inizia a muoversi, andiamo a leggere il campo dei partenti con l'1 Boreagal, VP dell'Annunziata, 2 Banff Mountain, Max Castaldo, 3 Brothers, Edoardo Loccisano, 4 Buffalo Wise S, Sandro Miraglia, 5 Bulligan GMG, Nicola Bortolotti, 6 Bruno Sky, Enrico Montagna, in seconda fila 7 Blackfire Horse, Enrico Bellei, 8 Benvenuta DL, Mario Greco, 9 Brando Trio, Marco Stefani. Si ritrae dal 6 Bruno Sky. Macchina inizia ad accelerare in retta e li lascia con l'errore di Buffalo Wise S e Banff Mountain e Bulligan GMG che scavalcano Boreagal. Banff Mountain che scende allo steccato, Bulligan numero che cerca 4 posto. Buffalo Wise S squalificato. Serra sotto Boreagal, poi Brothers, quindi ancora Blackfire Horse chiuso alla corda da Brando Trio a precedere Benvenuta DL alla retroguardia Bruno Sca. 14,8 per i primi 200 metri di Banff Mountain che ha preso la testa e si mantiene in evidenza nei confronti sempre di Boreagal e di Bulligan GMG. Poi Brothers che si muove all'esterno portandosi in scia Blackfire Horse, quindi Brando Trio, mentre guadagna per le vie brevi Benvenuta DL. C'è 34 per il primo quarto e 46,3 per i 600 metri iniziali, con Banff Mountain che secondo caratteristiche non ferma troppo l'andatura, poi Boreagal in seconda posizione, Brothers allo scoperto, Blackfire Horse in seconda pariglia, Bulligan GMG terza alla corda a precedere Benvenuta DL. Brando Trio e Bruno Sca chiudono il gruppo. 1-1,5 per la metà gara di Banff Mountain, che prosegue con quel paio di lunghezze nei confronti di Boreagal e di Brothers. Poi Bulligan GMG e Blackfire Horse in uno schema che non cambia, 1,16,7 il primo chilometro di Banff Mountain, che tende ad aumentare ulteriormente il ritmo. Brothers che prova ad avvicinarsi, poi Blackfire Horse che si affaccia in terza ruota a 400 metri dalla conclusione, 15 di là. Banff Mountain in vantaggio, Boreagal sempre seconda allo steccato, poi Brando Trio che si infila di dentro a Brothers in mezzo alla pista, fa fatica Blackfire Horse a scavalcare proprio l'allievo di Edoardo Loccisano. La piegata conclusiva in 15,1 sempre sul passo Banff Mountain, Boreagal che si avvicina all'interno, Banff Mountain in vantaggio, Boreagal che ci prova ma non riesce ad avvicinarsi, Banff Mountain che nel finale stacca e vince su Boreagal. Al terzo posto Brando Trio, 1,15,7, 29,9 la chiusa. Tutto sempre a passo costante come da caratteristiche per Banff Mountain, Max Castaldo per i colori del fratello Marco. La vittoria della figlia di Equinox B e Spanking New in Coast to Coast. La vittoria di Banff Mountain che conferma il ruolo di favorita e porta a casa la vittoria nei confronti di Boreagal e di Brando Trio. 2-1-9, l'ordine d'arrivo della seconda.